Veneziano, scusate, mi sono perso la presentazione perché sono un incoglionito, raga. Da quando c'è Fly tutto il mondo non ha senso. Non mi ricordo come siamo in classifica, non mi ricordo neanche. A 12esimi, qualificazione anche positiva, contando che siamo in Japan. Questa è la strategia, non è prevista pioggia per la gara odierna, perché se non si dice così non siamo tranquilli. E niente, fede di partire, scusate ripeto per la non presentazione, ma ormai la mia testa c'è solo Fly, infatti probabilmente ci sarà la separazione con la mia ragazza, perché diciamo che mi sto dedicando più a capire tutte le sfaccettature del gioco barra simulatore che altro. Vabbè, questa è un'altra storia, adesso siamo su Formula 1, concentration please, perché dobbiamo finire bene la stagione per poi il prossimo anno lottare per il titolo mondiale. Vai raga. La gara purtroppo, parte il decollo, ah no scusate, siamo su Formula 1, non si decolla, si guida, vai. Gran premio del Giappone, qua Verstappen male, che bastardo, subito Max. Stiamo attenti perché qua ci siamo ritirati in maniera veramente vergognosa l'anno scorso. Non è una gara positiva per... Oh, vabbè, calma, non stiamo volando come. I flaps. Il carrello. Vai, adesso basta cazzeggiare. E andiamo. Tutti in fila indiana, cazzo, che partenza curiosa. Norris va un po' sulla ghiaia. Qua partono pezzi ma non sono i miei, quindi godo. Comunque Mick era terzo in classifica. Attenzione, yellow flag. Parecchi contatti dietro. Comunque, ripeto, Mick è partito terzo ma ha perso tante posizioni. Però bella partenza di Mick, bravo Mick. Noi siamo rimasti 12esimi. C'è poco ritmo in Giappone purtroppo, non capisco perché Suzuka sta diventando una sfavorevole, ahimè. Scusate se ho fatto meno video di Formula 1, ma è chiaro che mi sto dedicando tanto a Fly perché dopo quel PC nuovo sarà il godimento totale. Dopo il primo giro siamo ancora nella stessa posizione, cerca di avanzare. Sì, vaffanculo, cioè. Ma ne sono concentrato. Il problema è che non c'ho passo in sta cacchio di gara. Poi mettiamoci che noi nella prima parte di gara facciamo sempre schifo. Mettiamo tutte le cose insieme e viene fuori questo scempio. Però in ogni caso questa è una stagione anche in caso di 5 ritiri nelle ultime 5 o 4 gare, forse ne mancano 4. È una stagione iper positiva, belle vittorie, podi, cioè è andata bene, solo che adesso facciamo tanta fatica. Mamma mia. Dopo guidiamo male, siamo sempre al limite, però siamo lenti. Cioè, so che è un paradosso, ma guidiamo al limite per comunque avere un ritmo del cazzo. Cioè, ma porca miseria, scusate un po' i francesismi comendiani, ma non va. Per carità, Stroll che ha le soft, lo teniamo comunque a una distanza, vabbè, ciao, accettabile. Ma sembra proprio che ci sia meno stabilità proprio in curva in questa gara. Non lo so. Piccoli problemi per lui. Non ha potuto concludere la gara. Ecco, se comincia a sbagliare anche questa alla fine. Lungo. Alla prossima così sono anche 3 secondi di penalità, quindi cerchiamo di stare attenti, grazie. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro, usalo nelle zone DRS. Sì, se ne stanno andando. Cerchiamo di finirla perché, ripeto, l'altro anno gara orrenda con un ritiro a dir poco agghiacciante. Quest'anno almeno vorrei finire. Adesso vediamo un po' se era la girandola della sosta. Certo mi conveniva andare con le soft, quindi sicuramente non una cosa positiva. Tutto un po' rimescolato, fuori o con. No, dovrò farne un'altra sicuramente. Addirittura vado subito con le gomme dure. Però un errore che non devo più fare, secondo me. Sono andato troppo tranquillo, da un po' che non gioco, purtroppo mi ha un attimo fregato sta cosa.
è meglio sempre se posso partire con le soft, perché dopo in caso di safety car, in questo caso l'ho presa veramente in quel posto e non è bello sinceramente, sono cose più belle nella vita, ecco. Quindi vabbè, la gara comunque era compromessa in ogni caso, avevo già 10 secondi dall'11esimo. Dopo questa gara, Fiori, non c'è niente da fare, non ne veniamo proprio fuori, purtroppo. Comunque sono stati molti contatti, tante macchine hanno perso secondo me pezzi d'ala, perché ho visto pezzi un po' ovunque, in tutti i giri, quindi boh. Tutti un po' kamikaze nel paese del Sol Levante. Però, ripeto, dopo tante belle vittorie, prestazioni positive, qua proprio facciamo fino alla fine, ma la vedo un'impresa disperata. Niente, in Giappone non rendiamo, c'è niente da fare. Grandi gare quest'anno, bei risultati, ma non rendiamo niente qua, anzi. Mick è sesto, se chiaramente supera Ricciardo lo facciamo passare, ovviamente, perché è più veloce di noi, una strategia completamente diversa dalla nostra. Ma se vogliamo fare punti qua, attenzione, yellow flag ancora, ma casino. Gara strana. Fuori Gigi. Fuori Gigi. Parcheggia Hamilton. Parcheggia Hamilton. Bottas lo può vincere sto mondiale. Bottas lo può veramente vincere il mondiale. Noi siamo terzi, ma non so per quanto. Bottas può veramente portare a casa il titolo, incredibile. Primo ritiro di Gigi di quest'anno, mi sembra. Tardo. A questo punto non vado neanche a rischiare. Vai, Mick. No, che cazzo, ho fatto passare Mick ma anche Albon. Però Mick è su un'altra strategia, vabbè, pazienza. Questa per noi è una gara compromessa, però Mick può fare anche il podio, volendo, quindi mi va bene così, tanto comunque loro hanno già fatto la sosta. Io come sono messi le gomme al 30%, mancano 11 giri, no, sicuramente non riesco a portare a casa il punti secondo me, cioè o veramente riesco a fare il miracolo e porto a casa la gara senza più far soste, o ciao. Niente, Giappone è proprio gara iper sfavorevole in questo momento. In questi primi 2 anni un ritiro è una gara difficile, però ho preferito, secondo me è la mossa giusta, almeno Mick sicuramente può far punti e può far bene, se c'è anche Leclerc, non lo so. Sono andato un po' più interno ragazzi, se no c'era la distruzione di entrambi. Vietato fumare raga. Ma giriamo tanto lenti, però 2 secondi più lenti del primo. Attenzione, Albon con Mick. Albon e Mick. Mick tiene duro, ma è dura. Scusate il gioco di parole. Vabbè, a sto punto, so che sono andati ai box 6-7 giri prima del dovuto con la safety car, cioè la vedo alquanto dura a poter tenere botta. Certo, siamo quinti. Se andiamo ai box usciamo 16esimi, però con le soft. Domanda importante, questa è... non lo so. Le gomme sono al 33%. È un azzardo, c'è poco da fare. Però io ci provo. Come a Silverstone è andata male, foratura e ritiro. Qua voglio punti. In una gara iper sfavorevole, con una strategia pazza. Purtroppo Mick ha perso la posizione e non è più in zona podio. Noi abbiamo Vettel veramente vicino, qua il nostro rivale ce la può fare. Non la prendiamo neanche malissimo la curva, stiamo tirando avanti proprio, onestamente.
Ma siamo proprio per niente competitivi qua. Tutt'altro, 2 secondi con la seconda miglior macchina dal fastest di Charles è veramente brutto. Gigi è fuori, Bottas può vincere il mondiale. Il primo anno l'ha vinto Gigi, quest'anno lo può vincere Valtteri, incredibile. Anche Charles comunque è candidato, eh. Aumentare il ritmo. La vettura dietro di te non ce la fa a starti dietro, forse è a corto sul pulsante. Un pazzo veneziano comunque, un pazzo scatenato. Sta tentando l'impossibile. No, no. Ok, abbiamo già più ritmo comunque, noi siamo diesel, lo sappiamo. Noi carburiamo col tempo. Però proprio Suzuka, mi spiace che è una gara che amo, ma... È primo. Valtteri è primo, Mick ti ho lasciato passare, però... Cioè, ho più ritmo di Mick, è incredibile se ho più ritmo di Mick, però... Oh, stiamo girando su tempi decisamente più da Cume adesso, però, ci stiamo svegliando adesso. Ci stiamo svegliando adesso. Noi andiamo bene con le gomme usurate. È pazzesco, con le gomme nuove facciamo cagare. È veramente incredibile. La macchina la sento molto più agile, molto più forte, sicuramente con meno carburante, è un'altra cosa importante per noi. Dai, 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 dai. Ah, Mick è tranquillamente, se continuiamo con questo ritmo, Mick è tranquillamente alla nostra portata, Incredibile. Com'è cambiata la gara in pochi giri, qua leggero errore purtroppo. Ma stiamo tenendo su Seb e Mick è alla portata nostra. Non penso di andare ai box, vediamo, ma sto girando bene adesso. Mamma, l'ho presa troppo veloce forse. Aia. Yes, senza tagliare. Ti amo Cume, ti amo cazzo. Il Cume è un'entità curiosa, il Cume. Come stiamo girando adesso. Non nulla ha senso. Adesso, nel box adesso siamo 14esimi, quindi stiamo... Charles fa 1,29. Ah, ma non è primo Charles allora. E ciao, la Bottas vince sì il mondiale, raga. Non che credo. Ma la Bottas... no. Che culo Valtteri. Dai. Attenzione alle gomme, non dimenticarti dello stato delle gomme. 42%. Stiamo rischiando il tutto per tutto. Manca ancora tanto però. A Silverstone è andata malissimo. In Bahrain però il primo anno è andata benissimo. Siamo a 1-1. Vediamo se ci va bene stavolta. Speriamo. Stiamo massacrando Mick. Lo stiamo umiliando Mick. E lui ha le gomme molto più fresche delle nostre. Silenzio. Ho il terrore. Può essere veramente un miracolo sportivo. Più ritmo con le gomme così. Non ha senso tutto ciò. Ma stiamo creando qualcosa di pazzesco. No, brutto errore, mamma mia. Ecco, ho perso parecchio. Ci resta abbastanza carburante per un solo. Mick, non rompere i coglioni l'ultimo giro. Mick. Adesso veramente la 60% lo sento tutto. La tengo a stento, la teniamo a stento. Porca puttana, Mick è qua. No, Mick, non rompere i maroni, siamo compagni, Mick. Ti prego, Mick.
Vince Valtteri e ipoteca il mondiale. E noi completiamo un miracolo sportivo che ha veramente dell'incredibile. Quarti e quinti, ma noi con una sosta praticamente nei primi giri teniamo duro e col 60% delle gomme usurate vinciamo la gara praticamente, per un quarto posto che vale una vittoria in una gara che odiamo come Suzuka. L'amiamo dal vivo, ma no, purtroppo non giriamo molto bene. Poi in pista, ma per un quarto posto che non ha senso, ho fatto veramente un'impresa, perché la macchina era finita. E qua, la seconda parte siamo migliorati tantissimo, però la macchina veloce, il monoposto ha delle prestazioni importanti, c'è poco da fare. Ricciardo e Albo, madonna, che veramente un podio curioso. Quarti e quinti però, mamma mia. Bottas è a più 45, la porta a cara secondo me. Noi siamo quarti. Ragazzi, siamo quarti nel mondiale, calma. Possiamo arrivare anche terzi se vogliamo, In realtà siamo ancora in lotta per il mondiale, però vabbè. Costruttori siamo terzi. Questo dobbiamo fare, se siamo terzi nei costruttori ci danno tanti soldi. E raga, il prossimo anno può essere quello giusto. Ne voglio fare tutte e 10 le stagioni, speriamo. Sono sconvolto, cioè, quarti e quinti così. Ciao, bravo. Fenomenali. Sì, poi migliorei con il migliore. Partiva da 21, partivamo 12esimi, quarti, vabbè, insomma. Raga, saluto dal Comandone veneziano. Ciao!